giorni manifestazioni di stima e vi ringrazio tantissimo da parte delle persone, sia quando incontro per strada, sia diciamo con i vari mezzi telematici. I ringraziamenti sono per il lavoro che facciamo di informazione, vi ringrazio veramente tanto. Se volete sostenerci in maniera ancora più puntuale, vi ricordo che è molto importante per noi l'iscrizione al canale. Come potete vedere dalle immagini, basta cliccare sulla campanellina, ed è importante anche il like o l'unlike, quello di YouTube, perché fa alzare l'algoritmo e ci fa aumentare la penetrazione del nostro canale. Quindi vi ringrazio, ciao e buona continuazione di settimana. Un volontario dell'Associazione per i diritti degli anziani, un nonno vigile di 70 anni, è stato investito da un camper questa mattina attorno alle 8 a Borgo San Giovanni, all'incrocio tra via Granatieri di Sardegna e la cittadella scolastica di via Togliatti, mentre era sopra le strisce pedonali nell'esercizio delle attività di ausilio al controllo del traffico. L'uomo, oltre a un grande spavento, ha subito un forte trauma alla schiena e ha dovuto sottoporsi a radiografia, anche per la caviglia che era rimasta incastrata sotto il camper. Il conducente di quest'ultimo è pure chioggiotto e ha 80 anni. Il presidente dell'associazione, Erminio Boscolo Brusà, ha rivelato che il sacrificio del nonno vigile ha messo in salvo i bambini che gli erano stati affidati e che probabilmente sarebbero stati investiti in sua vece dal conducente del mezzo. Incidente stradale anche poco prima di mezzogiorno, lungo la strada Romea tra Sant'Anna e Calino. Nei pressi del bivio per Vicolo dei Fiori, in prossimità del distributore Kuwait, un'automobile e un motociclo si sono scontrati. La moto ha terminato la sua corsa nel fossato adiacente. Il conducente è rimasto a terra privo di sensi fino all'arrivo dell'ambulanza del 118. È intervenuta anche la polizia locale di Chioggia per i rilievi e per regolare il traffico, che sta procedendo con senso unico alternato. Eventuali ulteriori aggiornamenti in seguito nella pagina Facebook di Chioggia Azzurra. Termineranno entro 20 giorni i lavori di manutenzione straordinaria al ponte translagunare delle Trezze, che unisce Chioggia e Sottomarina a Valli e alla terraferma. Le opere, iniziate il 7 ottobre scorso dall'ANAS, hanno proceduto senza intoppi ed è già stato ultimato il ripristino del manto stradale lungo la corsia in direzione Venezia. Allo stato attuale sono stati avviati gli interventi lungo la corsia opposta in direzione Ravenna, che pertanto è attualmente chiusa al traffico. Le azioni comprendono la manutenzione della soletta, il rifacimento dello strato impermeabilizzante e la realizzazione della nuova pavimentazione. Proseguono anche i lavori all'intradosso dell'impalcato, che però non pregiudicano la transitabilità del ponte. ANAS prevede appunto di completare le lavorazioni, che necessitano del senso unico alternato di circolazione, entro la fine dell'anno, con il conseguente smantellamento del cantiere e del semaforo e il ritorno dai primi di gennaio al traffico normale, di conseguenza con risparmio dei tempi di viaggio. L'importo complessivo per l'esecuzione degli interventi ammonta a circa 2 milioni di euro. Anche la diocesi di Chioggia è costretta ad adattarsi alle pesanti restrizioni in atto per l'emergenza sanitaria, che oltre alla vita civile condizionano anche la scansione delle cerimonie religiose, in specie per un periodo cruciale come quello di Natale. Attraverso un intervento personale nel settimanale diocesano Nuova Scintilla, infatti, il vescovo Adriano Tessarollo informa i fedeli che la messa solitamente in programma a mezzanotte sarà anticipata, a seconda delle parrocchie, tra le ore 20 e le 20:30 del giorno 24 dicembre, mentre la tradizionale messa vigiliare avrà luogo il giorno stesso fra le 16 e le 18. Per quanto riguarda le funzioni natalizie, la diocesi sta valutando un'eventuale messa pomeridiana in aggiunta a quelle del mattino.
Ha avuto luogo questa mattina, davanti alla Loggia dei Bandi, che dal 20 dicembre ospiterà il presepio comunale, il primo dei 2 presidi lanciati dall'associazione Insieme Arte a Mare Chioggia, aventi a tema le questioni ambientali e urbanistiche in città, dal verde pubblico alla cementificazione. Poco meno di 50 persone hanno partecipato all'iniziativa statica, durante la quale le promotrici al megafono hanno percorso la storia amministrativa recente dal punto di vista del consumo di suolo. Forti critiche sono state espresse verso il piano di insediamenti che riguarda l'ex batteria Forte Penzo e le presunte sanatorie degli abusi edilizi. È stata anche ribadita la necessità di ottemperare alla legge che prevede di piantare un albero per ogni bambina e bambino che nasce, cominciando dalla tutela del Giardino degli Elci in via Niccolò Zeno a Sottomarina, il primo tra gli appezzamenti di terreno individuati dal 2007 a questo scopo. Una manifestazione analoga avverrà, con le medesime caratteristiche, sabato prossimo alle ore 11, sempre davanti al municipio di Chioggia, avente a focus il centro storico della città. Sono Cesare Bellò, Pierluca Donin e Franco Cerilli, i 3 premiati alla prima edizione del Radicchio de Vero, il riconoscimento che la società Chioggia Ortomercato del Veneto, il Consorzio di tutela del radicchio di Chioggia IGP e Speak Out hanno voluto attribuire alle personalità che si siano distinte, ciascuna nei rispettivi ambiti, quanto alla promozione dell'orticoltura locale e segnatamente del radicchio. Bellò, attualmente pensionato, è il coordinatore nazionale del Comitato Radicchio in seno all'Organizzazione Interprofessionale Nazionale, direttore dell'Associazione tra le organizzazioni venete dei produttori ortofrutticoli, consulente di Coldiretti, già presidente del Consorzio di tutela del radicchio rosso di Treviso IGP e presidente del mercato ortofrutticolo di Treviso, nonché membro del consiglio di amministrazione della stessa Chioggia Ortomercato del Veneto. Bellò era stato già premiato 2 anni fa come uomo del radicchio dalla fiera MacFrut di Cesena e Rimini, la più importante a livello nazionale per il settore ortofrutticolo. Accanto a questa scelta, motivata per le capacità organizzative, gestionali, progettuali nel sistema della cooperazione dei servizi, la commissione è formata dal presidente Giuseppe Boscolo Palo, dal comunicatore Umberto Tiozzo Fumetto, dall'assessore ai mercati e all'agricoltura Daniele Stecco e dal referente della Proloco Marco Donadi, ha inteso coinvolgere Pierluca Donin per la cultura e Franco Cerilli per lo sport, i quali hanno valorizzato nei rispettivi ambiti l'identità territoriale di Chioggia con orgoglio e successi personali importanti. Il campione del calcio, alfiere del Real Vicenza a fine anni 70, non ha partecipato alla cerimonia perché concomitante con la Camera Ardente a Paolo Rossi, il quale non di rado gli rendeva visita a Sottomarina. Mentre Cafarsetti viene illuminata di verde per ricordare il 5° anniversario degli accordi di Parigi sul clima, i giovani di Fridays for Future e Rise Up for Climate Justice protestano proprio dal globale al locale contro la visione di Venezia dell'attuale amministrazione comunale, ritenuta poco sostenibile dai manifestanti. Il ritrovo ieri pomeriggio a Rialto per una passeggiata sulle orme di carbonio lasciate da governi poco inclini a riconoscere l'emergenza climatica.
da banche che investono ancora in combustibili fossili e da amministratori locali accusati di non tutelare abbastanza o per niente la salute dei cittadini. Da Campo San Bartolomeo a Cafarsetti, passando per le sede di Unicredit a San Salvador, simbolicamente sbarrata con il nastro e omaggiata da pezzi di carbone per rivendicare la giusta attenzione attorno alla crisi climatica provocata da speculazioni economiche e politiche non più sostenibili. System Change, not Climate Change è lo slogan utilizzato per lo striscione che apre il corteo con una cinquantina di ragazzi, ai quali si è aggiunto qualche passante coinvolto dall'argomento universale. Ampio il dispiegamento delle forze dell'ordine in tenuta antisommossa, nonostante i toni pacifici della protesta e lo svolgimento concordato della manifestazione. La passeggiata climatica si è conclusa ai piedi del Palazzo del Comune sul Canal Grande. Nel mirino degli attivisti veneziani e mestrini, le politiche portate avanti dal sindaco di Venezia e dalla sua amministrazione, in particolare riguardo la costruzione delle nuove linee dell'inceneritore di Fusina, la cementificazione della terraferma a fini turistici e lo scavo di nuovi canali in laguna per far arrivare le navi da crociera a Marghera. Bocciato anche il Mose, un'opera che ha sottratto fondi a tutte le altre necessarie in laguna, secondo i partecipanti, e che diventerà presto obsoleta a causa del repentino innalzamento del livello del mare. Ma i giovani non ci stanno, siamo la generazione che si opporrà, non affogheremo in questa città, ma continueremo a viverci.